Buongiorno a tutti, per me è un piacere ritornare in questa sala di allenamento dopo circa un anno davanti a un gentile invito. Saluto e ringrazio il Presidente Giardina Nazionale e il Presidente De Caro, con cui in rapida successione abbiamo trovato molti motivi di sintesi e di interesse professionale. Per quanto mi riguarda, sono reduce dall'Assemblea Generale della Sanità che si è svolta a Rimini il mese scorso, 3 giorni di lavoro in cui ci sono state delle sessioni dedicate anche ai rapporti con le altre professioni sanitarie. Ognuno ha la sua evoluzione, ognuno ha il suo ambito di azione, esiste un'evoluzione per tutti, è assolutamente indispensabile che poi ci sia una coesione a livello nazionale nei vari ambiti e che ci sia anche l'allargamento ai congressi misti dalle varie professioni sanitarie. Per esempio, sotto spinta dell'Ordine dei Medici di Venezia, finalmente siamo riusciti a livello di Federazione Nazionale degli Ordini di avere la possibilità di accreditare eventi non solo per medici, io la consideravo personalmente una grossa limitante, ma anche per le altre professioni sanitarie. Pochi giorni fa abbiamo fatto un evento sul fine vita all'Ospedale Civile di Venezia in cui c'era l'Ordine di Psicologi del Veneto e c'era anche il collegio dell'IPASVI regionale degli infermieri. E questo è secondo me un sintomo di quella che deve essere poi l'evoluzione intellettuale delle categorie mediche, in quella che è alla fine la difesa e la cura del paziente, della persona assistita, questi sono sofismi molte volte su quelle che sono le professioni di aiuto nei confronti di persone sofferenti a vario titolo. Oggi parliamo di bulimia, personalmente faccio il chirurgo generale e mi trovo più a contatto, visto che lavoro in un reparto qui a Venezia dove c'è anche la sezione di chirurgia bariatrica che si occupa di bulimia, che sono però due facce della stessa medaglia. E comunque anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per malattie mentali negli Stati Uniti, quindi sono delle patologie che hanno una certa incidenza, 0,7-1,2%, prevalentemente al sesso femminile, ma esiste una realtà clinica e una realtà anche psicologica e sociale. Non peraltro, io vedo i pazienti che da noi vengono alla fine di un percorso per operarsi per la grande obesità, per fare i bypass gastrici o per fare le resezioni dello stomaco, che hanno un background importante di avvicinamento all'intervento che poggia anche sotto quello che è l'appoggio psicologico, perché è uno scompenso psicologico, uno scompenso mentale in cui il chirurgo fa una correzione, ma il percorso è solo un piccolo pezzo del percorso. Poi c'è quello che sta prima e quello che c'è da dopo, e dopo devono essere necessariamente altre professioni, altri operatori che si prendono in cura questi pazienti. Quindi le sinergie a livello clinico esistono e come. Ho parlato anche troppo, vi dico solo una cosa: dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo per difendere il sistema sanitario nazionale. Ho scritto un pezzettino l'altra sera che verrà fuori sul sito dell'Ordine dei Medici sulla dura legge del PIL. Si parla sempre di risparmi in sanità. Allora, i 111 miliardi di euro che vengono destinati quest'anno alla sanità pubblica sono più o meno 7%, 6-8% del PIL, tendente alla diminuzione. L'America spende il 14% del PIL in sanità e paesi europei come la Germania e la Francia spendono l'8%. Ciò vuol dire che la Francia spende 130 miliardi di euro, spende 111 miliardi di euro, spende l'Italia, con una popolazione più o meno equivalente. Se noi avessimo 19 miliardi di euro da spendere in più per la sanità, capite bene che tanti problemi non si porrebbero. Questo è un problema di bilancio nazionale, ma anche di scelte politiche. Allora, non è vero che bisogna sempre risparmiare, bisogna ottimizzare, bisogna trovare gli sprechi, ma la politica del taglio sistematico a quelle che sono le necessità del sistema sanitario nazionale sono una realtà che personalmente non condivido, che bisogna evidenziare, e a chi lo vuole ci sono 2 articoli che poi fornirò al Presidente del Caro da girare in rete o che trovate sul mio pezzo, di Gavino, Maciocco e del Gimbe, che spiegano molto bene com'è l'evoluzione di quello che è il pensiero dello stanziamento di soldi e di risorse per quanto riguarda il sistema sanitario in Italia rispetto a quello che fanno altri paesi mondiali e europei.
e la problematica anche della difesa di un sistema sanitario universalistico come il nostro, molto evoluto, rispetto ad altri sistemi sanitari multiplayer che sono prede invece delle assicurazioni private, con tutti gli effetti nefasti che si evidenziano poi a livello, per esempio, dell'amministrazione americana, che nonostante il 16% del PIL e spese impressionanti per quanto riguarda le spese erogate, alla fine hanno 30 milioni di abitanti che sono ancora senza assistenza sanitaria. Buon lavoro a tutti.